C'è una partenza falsa nella prima serie dei metri 100 maschili. Mi droga? Ti droghi? No, no, quelle piccole sono a peso. No, perché? Malattia. Come correre col Garmin, non pesa il braccio. Partenza volo questa volta per la prima serie di metri 100. Paisane Dave Michei ed è Dave Michei che vince 10,65. Ottimo risultato per Davide Dave Michei, che ha preceduto, ci sembra, Paisano, però aspettiamo il risponso dei giudici. Ripetiamo l'appello ai giavellottisti che abbiamo chiamato prima di portarsi alla premiazione. Giavellotto maschile alla premiazione. Seconda serie di metri 100, Federico Baldessari. Zagler alla premiazione del giavellotto e poi anche Pezzini e Ansari. E sembra Napacino vincere questa serie, però come sempre aspettiamo il responso dei giudici. Terza serie dei metri 100 uomini, in seconda dai campi, in terza Tait, in quarta Montini, in quinta Moranduzzo, in sesta Corradini, in settima Unterkircher. Secondo posto Mirko Pezzini, poi vediamo se la FIDA risolve il mistero, perché non si capisce bene se vale solo la categoria Under 23 o anche chi ha meno di 20 anni. Quindi Mirko Pezzini, categoria promesse. C'è Mirko Pezzini, eccolo qua, sul podio. E poi Ansari, Imran Javed Ansari, c'è? Non c'è. Bon, allora consegna la medaglia per lui, dai. 2 medaglie per Pezzini, una la consegnerà
legato ancora, legato e fanno il ciclone. Vicino a tutto. Quel secondo della categoria promesse da Giavellotto era Vesentini, non Amsari, che passa al terzo posto. Vesentini è secondo della categoria promesse. Sì. Al minimo ventoso che non vale di lungo, perché sarà più 2,2.